20 anni di storia del Teatro Stabile del Veneto, raccontati attraverso i cartelloni teatrali che hanno accompagnato le produzioni e gli spettacoli in questi 4 lustri. È la mostra allestita nei foyer del Goldoni di Venezia e del Verdi di Padova, 2 dei 4 teatri dello Stabile con l'Olimpico di Vicenza e il Comunale di Rovigo. Una storia che inizia nel 1992 sotto la direzione del compianto Giulio Bosetti, che ha diretto lo Stabile del Veneto fino al 97. Un esordio che coincide con la stagione del bicentenario goldoniano, ma che vedrà calcare il palcoscenico del Teatro Verdi anche attori come il grande Mastroianni e in calendario spettacoli impegnativi come Gli spettri di Ibsen, Il malato immaginario di Molière di Jacques Lassalle. Dopo il 97 a dirigere lo Stabile viene chiamato Mauro Carbonoli, che vi rimarrà solo 2 anni per lasciare il posto nel 99 alla lunga stagione di Carlo De Fusco, saldamente ancorato alla tradizione ma con tratti innovativi, che traghetterà con intelligenza e sensibilità il Teatro Veneto verso nuove esperienze, collaborazioni con altri teatri italiani e stranieri, tournée internazionali, senza dimenticare il teatro di tradizione veneta. A lui si deve anche l'istituzione dei premi olimpici, diventati il più importante riconoscimento per il teatro in Italia. De Fusco lascerà lo Stabile Veneto a malincuore. Nel gennaio del 2010 il Teatro Veneto cambia decisamente pelle con Alessandro Gasman a dirigere una prima stagione decisamente di rottura. Soggetti nuovi, attori giovani, scelti anche tra i ragazzi delle accademie venete di recitazione, emozioni forti. Gasman dirige l'Immanuel Kant di Thomas Bernhard. A teatro arrivano Pippo del Bono, Tutto su mia madre nella regia di Leo Muscato, una riscrittura del Mercante di Venezia diretto da Monio Vadia, Marco Paolini. Scelte riconfermate anche nell'attuale stagione teatrale. Alessandro Gasman dirige Oscura immensità, tratto dall'omonimo libro di Carlotto, Il Riccardo III di William Shakespeare, un cartellone più misurato che lascia spazio anche al teatro classico e a quello veneto. Ma l'attenzione per le nuove generazioni non cambia. Anche le scuole sono state chiamate a festeggiare questi 20 anni di vita del Teatro Stabile del Veneto, con un concorso in cui hanno dovuto mettere in campo il loro talento teatrale, cimentandosi in alcune pagine del più classico dei testi, Giulietta e Romeo. Perché qualsiasi artista sa che per guardare lontano servono radici profonde, il miglior presupposto per immaginare i prossimi 20 anni di questo teatro.